Atto di generosità e risorsa salvavita per la cura dei pazienti. Parliamo della donazione di sangue, per cui il Dipartimento di Medicina Trasfusionale Vicentino rappresenta una realtà di eccellenza. Questi i numeri in sintesi di uno dei dipartimenti che produce più plasma a livello nazionale. Il Dipartimento di Vicenza raccoglie circa 54.000 unità di emocomponenti l'anno. Di queste, dalle 10 alle 12.000 unità sono unità da plasmaferesi. E con queste noi riusciamo a sopperire alle necessità trasfusionali di tutti gli ospedali della provincia, ma riusciamo anche a dare circa 3.500 unità di globuli rossi concentrati ai dipartimenti di Verona e di Padova. È a fronte di una sempre maggiore richiesta di plasma che si inserisce l'accordo dell'ULSOTTO con il Centro Nazionale Sangue, accordo di collaborazione per lo sviluppo di un progetto per riorganizzare e potenziare l'attività del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, progetto che parte da Vicenza e Montecchio con l'obiettivo di estenderlo. Dobbiamo trovare una maggiore efficienza ed efficacia nella conduzione dei nostri processi, soprattutto nei processi di raccolta. Il modello che vogliamo proporre è un modello di una maggiore collaborazione interprofessionale tra quelle che sono le figure mediche e quelle delle professioni sanitarie come gli infermieri, in modo da sfruttare al meglio le competenze di ognuno. Con l'occasione è stato anche presentato il rinnovo della convenzione tra l'ULSOTTO e tutte le associazioni vicentine di donatori di sangue.